Svolta nella vicenda della donna scomparsa da 20 giorni a Trieste. I vigili del fuoco hanno trovato un cadavere in un boschetto in città. Molte fonti dicono che lei, si attendono l'identificazione e la conferma ufficiale. Il Covid non si ferma, quarto record di contagiati in 8 giorni, quasi 4.000 nelle ultime 24 ore, più di 22.000 in isolamento, 30.000 lavoratori della scuola e della sanità non sono in regola. Monfalcone è l'unica città della regione ad aver ottenuto i fondi del PNRR per la rigenerazione urbana. I sindaci di Udine e Pordenone protestano, troppi soldi al sud, è una discriminazione inaccettabile. La pioggia frena la partenza dei saldi, poche persone nei negozi, ma i commercianti non disperano e puntano sul lungo fine settimana. Domani alla Befana aspettiamo le famiglie. Serie A nel caos, l'ASL blocca l'Udinese, rilevati oggi altri 2 casi di Covid dopo i 9 di ieri nel gruppo squadra. La squadra non parte per Firenze. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Svolta nella vicenda della scomparsa di Liliana Resinovic, la donna di 62 anni di Trieste, della quale non si hanno notizie dallo scorso 14 dicembre nel quartiere di San Giovanni nel pomeriggio in prossimità dell'ex ospedale psichiatrico. I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di una donna e allora ci colleghiamo subito con il nostro Andrea Pierini in diretta da Trieste, proprio nel luogo del ritrovamento per tutte le ultime novità. Andrea. Buonasera, ai telespettatori di Telefriuli. Sì, hai detto bene, manca solo l'ufficialità, però il corpo che è stato rinvenuto questo pomeriggio intorno alle 14 dai vigili del fuoco dovrebbe essere quello di Liliana Resinovic. La donna era scomparsa dalla sua casa non troppo distante da qua, in realtà sempre nel quartiere di San Giovanni intorno alle 8:30. Sembra che una telecamera l'abbia ripresa e che sia salita su un autobus, però anche su questo non ci sono certezze in questo momento, una voce che potrebbe essere smentita. In ogni caso, intorno alle 8:30 del mattino del 14 dicembre aveva fatto perdere le sue tracce. Gli inquirenti hanno lavorato nel silenzio del segreto istruttorio e hanno cercato la donna fino a quando oggi c'è stata la svolta. Intorno alle 14 sono stati contattati i vigili del fuoco, sono stati attivati dalla prefettura e sono venuti in questa zona, nella zona che vedete alle mie spalle del parco dell'ex OPP. Siamo nella parte alta dove sta quasi per finire il parco e dove inizia via Valerio che conduce verso Opicina, e hanno visto il piede di un piede femminile che fuoriusciva da un sacco nero, e immediatamente si è attivata la procedura. Sul posto sono confluiti polizia, carabinieri, è iniziato insomma tutti i rilievi del caso. Poco fa è arrivato anche il marito Sebastiano Visentin, che ha ribadito la sua innocenza, la sua estraneità al fatto. Lui quella mattina era andato a provare una telecamera, era uscito prima della moglie e poi l'aveva cercata al telefono, ma i telefoni erano rimasti a casa. Nella vicenda è comparso anche un altro uomo, Claudio Sterpini, il cui ruolo è da definire, così come quello del marito. Lui non si definisce un amante, però parla di una relazione che stava sfociando in un sentimento più forte. In realtà i due erano già stati insieme da giovanissimi, poi si erano persi di vista e poi si erano reincontrati di recente, tant'è che la donna aveva cominciato a frequentare la casa dell'uomo per aiutarlo nelle faccende domestiche, non per altro, o almeno non sono usciti altri dettagli. Come detto, manca ancora l'ufficialità, gli inquirenti sono sul posto, c'è la polizia scientifica, stanno cercando di ricostruire, e quindi Liliana Resinovic, verosimilmente, se sarà confermata l'identità, è stata uccisa, possiamo anche anticipare, barbaramente uccisa, e adesso bisognerà capire che cosa è successo e ricostruire. Verosimilmente la polizia probabilmente ha già un'idea abbastanza definita di quelli che sono stati gli ultimi movimenti della donna, però adesso scatteranno, insomma, si concluderanno le indagini che, ricordiamolo, sono coordinate dal PM Maddalena Chiergia. Se non ci sono domande da studio, io ti restituirei la linea, perché abbiamo anche sentito il marito pochissimi minuti fa della donna. Grazie ad Andrea Pierine. Infatti andiamo allora a sentire proprio qual è stata la prima reazione del fotoreporter Sebastiano Visentin, marito di Liliana Resinovic.
Adesso io spero di non trovare il corpo di Lili qua. Però sto soffrendo lo stesso, anche se magari non è lei. Comunque notizie di lei non ce l'abbiamo. Anche oggi sono andato in questura a segnalare una cosa strana che è successa, e questo magari ve lo racconterò, ho già riferito all'amico qua. Anche in tutta la mia carriera ho visto suicidi col gas, col tubo, con impiccagioni, bruciati, sotto il treno. Ne abbiamo viste, guarda, in quegli anni in cui io mi sono occupato della cronaca, abbiamo visto di tutto, di più, ma una cosa così veramente distruttiva, e per me sarà una traccia indelebile nel mio cuore. Penso che non so, non ho anche più voglia di vivere, guarda. In questo periodo qua le uniche persone che mi sono state vicine siete voi, che siete venuti a casa mia, vi ho aperto le porte, ho mostrato la nostra vita, quello che noi in tanti anni insieme abbiamo vissuto, abbiamo avuto momenti felici, ma tanti. La pagina Covid, pandemia senza sosta e quarto record di contagi in 8 giorni in Friuli, Venezia Giulia. Dopo i 3 picchi consecutivi rilevati tra il 29 e il 31 dicembre scorsi con 1817, 2110 e 2361 casi quotidiani, oggi la conta dei nuovi positivi tocca un nuovo apice e sfiora quota 4.000, 3.931 le positività emerse, 2030 da tamponi molecolari con una percentuale di positività del 17,5% e 1901 da 13.043 test rapidi antigenici. 10 le persone morte con Covid nelle ultime 24 ore, tra queste un 69enne di Villesse, 3 ultranovantenni, una donna di 88 anni e 5 di età compresa tra i 70 e i 79 anni. 29 le persone ricoverate in terapia intensiva, più 1 rispetto a ieri, 309 quelle in altri reparti e salgono a 22.694 le persone in isolamento, così come sono in crescita a 101 i contagi rilevati tra i dipendenti del sistema sanitario regionale e sono migliaia i lavoratori delle categorie con vaccino obbligatorio, scuola e sanità in particolare, che non si sono messe ancora in regola con la profilassi. Ammontano a quasi 30.000 gli operatori soggetti alla vaccinazione obbligatoria che ancora non si sono messi in regola con l'immunizzazione, 16.000 nel comparto sanitario, 13.000 nella scuola. Il dato è emerso oggi nel corso della conferenza stampa sull'attività del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Centrale, rende l'idea di come la strada nella lotta contro il Covid sia ancora lunga. C'è di più, attualmente sono appena 220.000 le persone che beneficiano dell'ultimo decreto che evita l'isolamento in caso di contatto con i positivi o perché hanno ricevuto da poco la terza dose o perché sono guariti da meno di 4 mesi. Un dato destinato ovviamente a migliorare, ma che vedendo l'altra faccia della medaglia fa emergere che ci sono quasi 300.000 friulani che stanno ritardando l'inoculazione, 300.000 quindi che rischiano di finire in quarantena. E per ora, in base all'agenda, sono 86.000 i posti liberi entro fine gennaio. I numeri a 3 se non a 4 zeri rendono l'idea dei grandi sforzi a cui ogni giorno il Dipartimento di Prevenzione è sottoposto, numeri che fanno capire quanto la situazione dal punto di vista organizzativo sia complessa se non proprio critica. 729.000 i tamponi effettuati in un anno, 200.000 le persone testate, di queste 36.000 sono risultate positive, la gran parte nella fascia d'età tra i 46 e i 60 anni. Dall'altro lato la situazione in area medica grazie ai vaccini è migliorata, 100 i posti occupati nell'azienda sanitaria del Friuli Centrale a fronte dei 380 dello scorso anno nello stesso periodo, ma tra sospensione, isolamento e positività la questione personale resta in sospeso, insomma un percorso a ostacoli e il traguardo appare sempre lontano. La situazione è complessa, come affermano i vertici dell'azienda sanitaria, ma c'è anche il lato positivo, perché grazie ai vaccini i ricoveri sono diminuiti di 2/3 rispetto all'anno scorso.
Sono preoccupato del fatto che ci sia una quota significativa di personale sanitario e scolastico che ad oggi non ha prenotato, pur essendoci stata la lista prioritaria e la disponibilità delle aziende non si è prenotata. Questo è un problema e questo mette a rischio la tenuta del sistema del servizio sanitario da una parte e secondo me anche del sistema scolastico. La vicenda che è accaduta a Gemona è inaccettabile. Quella è una sorta di assimilazione all'interruzione del pubblico servizio. Il numero di pazienti ricoverati è decisamente inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono circa un terzo, grosso modo, rispetto allo scorso anno. Se dovessimo, l'esempio che si faceva prima, se dovessimo convertire o utilizzare altri 2 posti letto di terapia intensiva Covid, noi dovremmo sottrarre l'attività delle sale operatorie 5 infermieri per seguire 2 pazienti, per garantire una presenza di un infermiere sulle 24 ore. 5 infermieri in una settimana significa dover sospendere 25 sedute operatorie in una settimana. Bisogna anche avere la capacità di attendere alcune prestazioni, così come anche l'arrivo del benedetto certificato liberatorio. So che questo naturalmente influisce sulla vita delle persone e sono consapevole di questo. Cercheremo di trovare le soluzioni in modo tale da permettere lo possa fare nei tempi più brevi possibili. Sanità dunque, ma anche scuola. Alla vigilia della riapertura si è riunito oggi il tavolo intersettoriale. Evitare disparità tra studenti vaccinati e non e un monitoraggio puntuale su quanti sono i docenti che si sono sottoposti alla profilassi obbligatoria. Il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi con gli assessori all'istruzione Alessia Rosoleni e ai trasporti Graziano Pizzimenti hanno incontrato i dirigenti scolastici, la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame e i sindacati del comparto per fare il punto della situazione in vista della ripartenza dell'anno scolastico programmata il 10 gennaio. La regione ha ribadito che la volontà di evitare in tutti i modi la DAD con, in base all'età dei ragazzi, chiusura sull'aumentare dei casi e una sorveglianza attiva delle famiglie. Riccardi ha evidenziato che proprio i giovani, però nella fascia 20-29 anni, sono i soggetti maggiormente colpiti dalla variante Omicron, ormai al 75% dei casi in FVG e per questo è fondamentale insistere con la campagna vaccinale. Rosoleni ha ricordato gli investimenti della regione tramite gli EDR per ridurre il rischio del contagio e la volontà di avviare il monitoraggio sul personale non vaccinato. L'assessore Pizzimenti ha infine evidenziato come al momento la principale criticità è rappresentata da una riduzione del numero di conducenti in servizio a causa dell'aumento dei contagi e delle quarantene sia per quanto riguarda il trasporto su gomma sia per quello su rotaia. E anche il calcio e la Serie A sono nel caos a causa del Covid. Oggi un nuovo giro di tamponi in casa udinese ha fatto riscontrare altre 2 positività, in seguito alle quali l'azienda sanitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo Squadra l'isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l'autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio in base alle rispettive vaccinazioni. E dunque di fatto l'Udinese non può partire per Firenze, dove domani sarebbe stata attesa la prima gara dell'anno ha fatto formale richiesta di rinvio della gara di domani, ma anche di quella di domenica contro l'Atalanta. Ne parleremo nel dettaglio a Sport FVG dopo il nostro telegiornale. E sempre per il Covid è stato rinviato probabilmente a fine febbraio il concerto di Elisa che era previsto per domani a Monfalcone. La decisione è stata presa in seguito ad alcuni casi di positività che riguardano persone impegnate nella produzione. Monfalcone è l'unico comune della regione ad aver avuto i fondi del PNRR per la rigenerazione urbana. Saranno utilizzati per un progetto sportivo finalizzato ad aiutare le persone con disabilità. L'esclusione di altri progetti però scatena la protesta dei sindaci di Udine, di Pordenone e dello stesso sindaco di Monfalcone che dice tanti fondi andati al meridione. Vediamo la situazione partendo proprio da Monfalcone. È Monfalcone l'unico comune del Friuli Venezia Giulia ad aver avuto accesso ai fondi nazionali per la rigenerazione urbana, inseriti all'interno del PNR. La cittadina Bisiacca riceverà così 1,6 milioni di euro per trasformare l'ex mercato d'Ingrosso, risalente a inizio 2000, in un centro integrato sportivo, una struttura che permetterà alle persone disabili e non di accedere liberamente alle attività sportive.
Una soddisfazione enorme anche per aver quindi presentato qualcosa di grandissimo valore. Il suo primo lotto verrà quindi completamente realizzato entro la fine dell'estate. L'esclusione di molti altri progetti però ha provocato la reazione contrariata di diverse amministrazioni in regione e non solo. I progetti che non sono stati approvati sono tantissimi. Dispiace un po'. E lo devo dire, che una parte importante dei fondi siano stati destinati al meridione. Ecco, con il rispetto che noi abbiamo per tutti, però io ritengo che anche le regioni e i comuni virtuosi abbiano il diritto di poter ottenere delle risorse per poter investire per i propri cittadini. E come dicevamo, la ripartizione dei fondi ha sollevato le proteste di alcuni sindaci. Partiamo da quello di Udine. C'è una forte discriminazione tra nord e sud Italia. In pratica i comuni del sud sono stati fortemente beneficiati da tanti finanziamenti. La Campania ha ricevuto quasi 500 milioni di euro. Noi come regione abbiamo avuto 1,5 milioni di euro. È una cosa inaccettabile. Non possiamo accettare che i comuni del nord siano così fortemente discriminati. Udine aveva presentato un progetto per 20 milioni di euro. Riguardavano 3 grosse iniziative che dovevamo fare in città e che rispondevano ai requisiti di questo bando, però non abbiamo ricevuto niente. E la cosa ci lascia molto perplessi, chiediamo di rivedere questo riparto e spero che anche gli altri comuni, non solo della nostra regione ma anche del nord Italia, protestino vivacemente nei confronti del governo centrale per questa discriminazione inaccettabile. Sulla stessa lunghezza d'onda di Fontanini a Pordenone, Ciriani. Grande amarezza e anche grande rabbia e necessità di far presente al governo che i fondi del PNRR non sono i fondi per un piano Marshall per il Sud. 3,4 miliardi di questo ultimo bando che noi attendavamo con grande ansia perché avevamo presentato dei progetti molto belli che avrebbero consentito e dovranno consentire di migliorare un'ulteriore parte della città, in questo caso la riqualificazione complessiva dell'ex fiera e tutte le parti più vicine, quindi anche le aree vicine, comprese le strade, non sono attualmente finanziate. Il governo ha detto che quel progetto è un progetto valido, potenzialmente finanziabile, ma non ci sono i soldi sufficienti. Questo è inaccettabile. Il PNRR è un'opportunità per tutte le aree, sia per quelle sottosviluppate che devono a questo punto recuperare la propria lacuna, ma anche per i territori virtuosi sviluppati come quelli del nord-est che mettendo a frutto quei soldi consentirebbero di migliorare infrastrutture, servizi e qualità della vita della loro comunità. Restiamo a Pordenone, il presidente del Consiglio Comunale sfrattato dal proprio ufficio apre al dialogo, ma il sindaco taglia corto e dice le questioni importanti sono altre. Non è, ripeto, un problema di sede o per me una sede vale l'altra. Il problema resta sostanziale, che è quello dell'onorabilità e della rispettabilità di un'istituzione come la Presidenza del Consiglio, che non può sicuramente soggiacere a intimidazione o altro, perché è giusto che sia rispettata. Il Presidente del Consiglio Comunale di Pordenone, Pietro Tropeano, chiede rispetto. Cambiare stanza per lui non è un problema. La comunicazione di sfratto, che gli è stata recapitata senza preavviso il 28 dicembre, valida a partire dal 30, non lo ha lasciato indifferente. C'è un ruolo da difendere, il ruolo della Presidenza del Consiglio. Io credo che il parlarsi sia la regola principale di tutte le istituzioni. Per il sindaco Alessandro Ciriani la questione è chiusa e chiede che il focus venga incentrato su altri temi ben più importanti. Mi pare che qualcuno abbia fatto una tempesta in un bicchiere d'acqua. Il Presidente del Consiglio sa che ha una stanza a disposizione che non è grandissima ma più che sufficiente e idonea a svolgere il suo ufficio. Quindi gli abbiamo nuovamente rivolto la proposta di poter occupare quella stanza, visto che la riorganizzazione degli uffici e dei servizi dovrà occupare tutto il piano in cui ci troviamo in questo momento, e anche le forze politiche insomma mi hanno dato appoggio dicendo concentriamoci su altro, su questioni più importanti, e gli uffici che sanno molto di discussione da Prima Repubblica francamente non diventino argomento di divisione. Guido Dorigo, già sindaco e assessore di Gonars e già consigliere di amministrazione dell'Interporto di Cervignano, è il segretario del Friuli Venezia Giulia di Noi di Centro. Lo ha annunciato il segretario nazionale del partito Clemente Mastella, che oggi ha nominato i vertici di NDC anche in Veneto e in Abruzzo. E veniamo alle elezioni del Presidente della Repubblica con il Presidente del Consiglio regionale Zanin, che ha convocato per venerdì la conferenza dei capigruppo per decidere la data in
cui si riunirà l'Assemblea regionale per la designazione dei 3 grandi elettori del Friuli Venezia Giulia. La data da cerchiare in rosso è quella del 24 gennaio alle 15, quando il Parlamento sarà convocato in seduta comune per la prima votazione del nuovo Presidente della Repubblica che subentrerà Sergio Mattarella. Il Consiglio regionale sarà convocato la settimana prossima, i giorni li decideranno i 7 capigruppo, con il compito di indicare i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia. Si sceglieranno 3 nomi, ogni consigliere dovrà indicarne 2 e la strada sembra tracciata con Massimiliano Fedriga, Piero Mauro Zanin e per le opposizioni Sergio Bolzonello. Da tradizione, spiega il presidente Piero Mauro Zanin, si scelgono il presidente della Giunta e del Consiglio e poi l'esponente più rappresentativo del gruppo più numeroso della minoranza. Diciamo che se i rumors dovessero essere confermati dal voto, ci sarebbe un equilibrio sia territoriale, con Udine, Pordenone e Trieste, sia politico. Ancora presto invece per il nome del nuovo presidente. Il candidato più forte, spiega Zanin, è ovviamente Mario Draghi, ma stanno arrivando appelli affinché prosegua la guida del governo. Diciamo che siamo in alto mare. Non faccio nomi, ma è importante che, in questo momento di divisione del paese, sia una figura di unità in grado di rappresentare i principi di libertà, giustizia e uguaglianza alla base della Costituzione, come indicato dallo stesso Mattarella. Rovinata dalla pioggia la partenza dei saldi, poca gente per i negozi, ma i commercianti sperano di rifarsi già a partire da domani. Caccia al miglior prezzo. La partenza dei saldi è stata oggi rovinata dal maltempo. I commercianti sperano di rifarsi già a partire dai prossimi giorni. Abbiamo sempre qualche sfortuna noi dell'abbigliamento, viene da dirti, nel senso che anche il tempo, il Covid, insomma abbiamo sempre un po' di sfortuna attaccata. In ogni caso comunque le nostre aspettative sono buone. Siamo fiduciosi per quanto riguarda le prospettive e ci aspettiamo molto interesse da parte dei clienti. Oggi la giornata purtroppo non è delle migliori visto il tempo, però ci aspettiamo che ci sia movimento, anche perché domani è una giornata di festa, quindi molte famiglie saranno a casa e ci aspettiamo che escano a fare qualche acquisto. C'è un po' di tutto, naturalmente si parte dallo sconto 20% su alcuni articoli fino ad arrivare anche al 50%. Diciamo che ieri abbiamo già cominciato a lavorare bene, oggi il tempo non è un granché, ma speriamo di fare un'ottima giornata. Vediamo stasera cosa succede. Tempo di saldi, tempo di acquisti. Innanzitutto hai trovato l'occasione giusta e cos'hai comprato? Ho comprato 2 maglioni, però io non guardo i saldi, quello che mi piace compro. Sono i primi di una lunga serie di acquisti, immagino. Assolutamente. Abbigliamento o anche altro? Tutto, nel dubbio tutto. Hai trovato comunque buone occasioni, buoni prezzi? Sì. Si ferma il trend di crescita dell'agriturismo in Friuli Venezia Giulia. La pandemia colpisce le aziende agrituristiche del Friuli Venezia Giulia e mentre in Italia il trend di crescita rimane positivo, nella nostra regione si assiste quantomeno a uno stop con 674 aziende attive, 2 in meno rispetto al 2019, 33 le cessazioni che hanno superato di 2 unità le 31 nuove aperture. Secondo il presidente di Confagricoltura FVG, Philip Turn Valsassina, c'è un crollo del valore economico in Italia di poco superiore a 802 milioni di euro con un meno 49% rispetto al 2019 e un meno 50,5% in particolare per quanto riguarda il nord-est, l'area più penalizzata anche per la forte riduzione del flusso dei turisti provenienti dal centro Europa. In queste festività, a causa del diffondersi dei contagi della variante Omicron, si registra un ulteriore crollo delle presenze per Capodanno e anche nelle prenotazioni per l'Epifania, con un calo da un meno 40 fino anche al meno 90% in alcune zone. In aumento i reati legati alla pedopornografia online, a dirlo il bilancio 2021 della Polizia Postale in regione. Anche nella nostra regione dilaga la pedopornografia online. È quanto emerge dai dati nazionali 2021 del Centro per il contrasto della pedopornografia online della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Oltre 5.500 le indagini, più 70% rispetto all'anno precedente, e oltre 1.400 le perquisizioni, più 87% rispetto al 2020. I dati a livello regionale rispecchiano il trend nazionale. In Friuli Venezia Giulia 4 le persone arrestate per pedopornografia online, 98 denunciate per reati contro il patrimonio e la persona, 45 le perquisizioni. Tra le operazioni più significative, Fight to
Together della Polizia di Trieste con l'arresto in flagranza di una persona e della denuncia di 4 persone per detenzione di materiale pedopornografico. Le immagini e i video in questione avevano come soggetto protagonisti minori, anche infanti, ripresi in atti sessuali con altri minori, con adulti e in alcuni casi persino con animali. Nuovi alberi messi a dimora in Viale Leopardi a Udine, vediamo. Nuove piantumazioni di essenze arboree in Viale Leopardi a Udine. Questo viale effettivamente ha ripreso parte della bellezza originaria con questo intervento di piantumazione che è seguito alla sistemazione delle aiuole centrali che erano state riportate all'originale prato inglese. È stata aumentata la presenza di alberi con ben 25 piante abbastanza grandi, questo pero selvatico. Piantiamo piante, sostituiamo molte volte quelle che si sono rinsecchite per tante cause, no? Un po' perché magari la siccità, un po' perché si sono ammalate, in questo caso alcune sono state sostituite e altre sono state messe proprio per aumentare la presenza di queste piante qui in Viale Leopardi, che è un bel viale, è una zona importante della nostra città e siamo contenti di abbellirlo in continuazione. Nel 25esimo della scomparsa, Udine ricorda Tarcisio Petracco, considerato il padre fondatore dell'Università del Friuli. Il 5 gennaio del 1997 moriva Tarcisio Petracco, nato a San Giorgio della Richinvelda nel 1910. Il professor Petracco dedicò gran parte della sua vita all'istituzione dell'Università di Udine. Nel 25esimo della sua scomparsa, il sindaco di Udine Pietro Fontanini ne ricorda le gesta. Riuscì a raccogliere 125.000 firme e ottenere dopo il terremoto, con la legge di ricostruzione, l'istituzione dell'Università del Friuli. Se non c'era lui, se non c'era anche il comitato indubbiamente, ma soprattutto se non c'era lui non so se avremmo ottenuto questa grande istituzione come l'Università del Friuli, perché c'erano tanti contrari, soprattutto la classe politica non vedeva di buon occhio questa istituzione e aveva tirato fuori 1000 scuse, non si possono fare doppioni, c'è già Trieste, che cosa serve fare l'Università a Udine? Colpito da un infarto a Caltanissetta, dove guidava il nucleo investigativo dei Carabinieri, il tenente colonnello Fabio Pasquariello è morto ieri sera. In Friuli ha individuato i responsabili di diversi omicidi. I funerali saranno celebrati lunedì alle 10:30 in Duomo a Udine. Profondo senso delle istituzioni, grande dedizione al lavoro ed una straordinaria capacità investigativa che gli ha consentito, quando era al comando del nucleo investigativo dei Carabinieri di Udine, di assicurare alla giustizia i responsabili di crimini efferati come l'omicidio di Silvia Gobbato lungo Lipovia e l'uccisione dei coniugi Burgato a Lignano. L'Arma e il Friuli piangono l'improvvisa scomparsa del tenente colonnello Fabio Pasquariello, colpito da un malore fatale ieri sera mentre si trovava in un ristorante a Caltanissetta. Nella città siciliana guidava il comando provinciale dei Carabinieri. 57 anni, trevigiano di nascita e friulano d'adozione, Fabio Pasquariello stava cenando quando all'improvviso si è accasciato a terra colto da un infarto. Nel locale si trovavano 2 medici che hanno immediatamente tentato di rianimarlo, purtroppo senza fortuna. Pasquariello, figlio di carabiniere, era arrivato in Friuli da vice brigadiere, destinato prima a Lignano e poi a Feletto Umberto. Diventato ufficiale, dopo una breve parentesi nell'Isontino, per il suo acume investigativo gli è stato affidato il comando del nucleo investigativo dei Carabinieri di Udine. La sua esperienza e le sue capacità nell'ultimo periodo erano state messe al servizio della lotta alla criminalità organizzata a Caltanissetta. Il 15 dicembre, a Udine, gli era stata conferita dal prefetto Massimo Marchesiello l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, assegnata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Chi come me ha avuto il piacere di conoscerlo e di essergli amico, afferma il consigliere regionale del PD Franco Jacob, lo ricorda certamente come un uomo e un carabiniere esempio di serietà nello svolgere con assoluta dedizione, impegno e precisione il suo compito e i suoi doveri.
Il suo senso del dovere verso le istituzioni e verso la comunità, afferma il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, sono stati i pilastri sui quali giorno dopo giorno è cresciuto il suo talento, un esempio di competenza, intuizione e discrezione che Lignano non dimenticherà mai, conclude il primo cittadino, riferendosi all'individuazione in tempi record dei responsabili del duplice omicidio dei coniugi Burgato. Fabio Pasquariello lascia il figlio, Marco, nostro collega, attorno al quale soci, dirigenti, giornalisti e tutti i collaboratori di Telefriuli e delle altre società del gruppo Media Friuli si stringono con affetto. I funerali saranno celebrati da Monsignor Luciano Nobile e Don Davide Larice lunedì alle 10:30 in Duomo a Udine. È stata organizzata una cerimonia anche a Caltanissetta con autorità civili e militari prima della partenza del feretro per il Friuli. È tutto per questa sera, vi lascio a Sport FVG e poi all'appuntamento con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, arrivederci.